Per quanto riguarda la climatizzazione degli edifici residenziali, con particolare attenzione e focus sugli edifici in bioedilizia, quindi gli edifici realizzati con materiali naturali quali il legno, l'obiettivo di Oval è quello di offrire delle soluzioni che possono coniugare un'elevata efficienza di esercizio e quindi una riduzione dei consumi e dell'impatto, in ultima analisi, dell'impatto ambientale, quindi dell'impronta di anidride carbonica che un impianto lascia nell'ambiente, unitamente a garantire un comfort termoidrometrico elevato. Per cui nelle moderne abitazioni, che sono caratterizzate da un involucro estremamente efficiente dal punto di vista dell'abbattimento delle dispersioni termiche, unitamente a degli infissi ad alte prestazioni che assicurano una tenuta quasi ermetica delle strutture, è essenziale coniugare un impianto di generazione del caldo e del freddo efficiente con un sistema altrettanto efficiente per garantire il corretto ricambio dell'aria nell'ambiente, non solo dal punto di vista della salubrità dell'area, quindi l'eliminazione di agenti inquinanti e possibili muffe che in involucri particolarmente efficienti possono sempre comparire a causa della formazione di condensa, ma anche garantire la corretta umidificazione dell'aria. Un problema tipico, infatti, dei sistemi di riscaldamento tradizionali è che in associazione appunto a uno scarso ricambio di aria determinano un'elevata secchezza dell'aria ambiente. In sostanza, riscaldando, le leggi della fisica fanno sì che l'aria tenda a seccarsi. Quindi quando si affronta il discorso dal punto di vista della ventilazione meccanica controllata, Oval propone delle soluzioni che consentano non solo lo scambio di energia, ma anche lo scambio di umidità. In altri termini, il flusso dell'aria esterna, che tendenzialmente è povero di umidità e quindi diciamo, tende a seccare l'ambiente, viene fatto transitare attraverso uno scambiatore di recupero che è non solo in grado di recuperare calore sensibile dal flusso di aria che viene estratto dall'ambiente, ma è anche in grado di recuperare attraverso il cosiddetto scambiatore entalpico una elevata quantità di umidità che altrimenti verrebbe espulsa e che viene in inverno sfruttata per umidificare l'aria immessa in ambiente. Parallelamente, in esercizio estivo, il fatto di scambiare umidità tra aria esterna e aria estratta dall'ambiente consente di essiccare almeno parzialmente l'aria in emissione, che notoriamente d'estate è particolarmente umida. Basti pensare ai climi afosi che possiamo incontrare nelle nostre pianure, che sono determinate da una combinazione di una temperatura esterna relativamente elevata, unitamente ad un elevato tasso di umidità. Quindi il sistema di recupero con scambiatore entalpico consente non solo di ridurre il consumo energetico associato alla corretta ventilazione degli ambienti, ma anche di mantenere l'umidità relativa dell'area ambiente ai valori ottimali, quindi nella zona di comfort. Chiaramente l'efficienza passa anche per la generazione del calore e
e della climatizzazione, diciamo dell'acqua refrigerata per la climatizzazione estiva. La soluzione migliore l'Oval la associa alla pompa di calore con fluido refrigerante R290. Infatti non solo conta l'efficienza della generazione, quindi l'elevato COP o ER nelle varie condizioni di esercizio, ma conta anche e conta sempre di più l'ecologicità del sistema di generazione. Mi riferisco in particolare al fluido refrigerante. Come è noto, il fluido refrigerante immesso in atmosfera ha un impatto in termini di potenziale di riscaldamento globale dell'ambiente. Come sapete, l'anidride carbonica è considerata un gas serra, ma all'anidride carbonica viene associato un potenziale di riscaldamento globale pari a 1 convenzionalmente. Quindi diciamo il potenziale di riscaldamento globale dell'anidride carbonica diventa il punto di riferimento per determinare quanto grande sia l'impatto di un fluido refrigerante utilizzato nei sistemi in pompa di calore proprio sul riscaldamento globale. Questo parametro viene identificato con una sigla che è GWP, che sta per Global Warming Potential, e determina sempre di più l'ecologicità di un determinato fluido refrigerante. Ad esempio, il fluido refrigerante attualmente ancora oggi più diffuso è l'R410A. L'R410A, ebbene, ha un potenziale di riscaldamento globale pari a 2088, ovvero a parità di peso l'R410A provoca un effetto serra, diciamo, o un riscaldamento globale di 2088 volte superiore a quello dell'anidride carbonica. Per cui, diciamo, la tendenza, in particolare Oval come costruttore, è fermamente orientato a utilizzare fin da subito gas refrigeranti più ecologici, in particolare il gas refrigerante R290, che è sostanzialmente propano. L'R290 è ad oggi uno dei fluidi refrigeranti naturali con uno dei più bassi indici di potenziale di riscaldamento globale. Infatti l'R290 ha un GWP pari a 3, quindi diciamo di soli 3 volte superiore a quello dell'anidride carbonica. Sembra molto, ma in realtà è di fatto il gas naturale più ecologico che si conosca oltre l'anidride carbonica. Esistono anche per la cronica dei fluidi refrigeranti con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1, in particolare l'ammoniaca ha un potenziale di riscaldamento globale pari a 0, ma ha altri tipi di controindicazione, primo tra tutti la tossicità dello stesso. Con questo non si vuol dire che l'R290 non abbia problematiche. L'R290 in particolare, essendo un fluido refrigerante infiammabile, è propano di fatto, richiede determinate precauzioni o accorgimenti tecnici nella realizzazione delle macchine. In particolare le componentistiche delle macchine devono essere antideflagranti, si rientra nell'ambito applicativo della normativa ATEX, e anche dal punto di vista dell'installazione vengono adottate delle norme e degli accorgimenti atti a scongiurare qualsiasi tipo di rischio. L'altro grande vantaggio delle macchine in R290, in particolare delle Oval Bellaria Pro, è rappresentato dalle elevate temperature di funzionamento. Le macchine possono funzionare fino a 70 gradi, quindi
possono essere anche impiegate in caso di ristrutturazione su impianti funzionanti a media temperatura. E non ultimo, l'estrema silenziosità di esercizio. Diciamo che una macchina in Belaria Pro ha una pressione sonora a 5 metri di distanza dell'ordine dei 23-25 decibel a seconda della taglia. Quindi diventa estremamente interessante dal punto di vista del comfort acustico, non solo del comfort termico. Immaginiamoci la macchina installata in un contesto residenziale dove è essenziale utilizzare prodotti che non diano luogo a problematiche legate al comfort acustico. Ebbene, la Belaria Pro, anche da questo punto di vista, offre la migliore soluzione sul mercato. Un aspetto importante delle soluzioni Oval dedicate al residenziale monofamiliare e alle case ecologiche è rappresentato sicuramente dal sistema di termoregolazione integrato. Tutte le componenti dell'impianto vengono gestite da un unico sistema di termoregolazione in grado di coordinare al meglio le varie componenti dello stesso. Da questo punto di vista poi non dobbiamo dimenticarci la possibilità di interfacciare il sistema di regolazione con sistemi di produzione di energia rinnovabile, quale ad esempio l'impianto fotovoltaico, in maniera tale da ottimizzare l'esercizio della pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica, ma anche e soprattutto la possibilità di gestire in remoto l'impianto attraverso un'applicazione smartphone che consente di avere sotto controllo tutte le componenti dell'impianto al fine di garantire il corretto comfort unitamente al risparmio energetico, ad esempio attraverso anche degli algoritmi che toccano l'intelligenza artificiale, quale ad esempio la predittività meteo, ovvero l'anticipare le variazioni meteorologiche attraverso le previsioni meteo relative alla località di installazione dell'impianto, e quindi andare ad adattare automaticamente le curve di funzionamento proprio in funzione di queste previsioni, di fatto andando ad annullare l'inerzia termica della struttura e quindi garantendo sempre il comfort termo-igrometrico ottimale unitamente al massimo risparmio di energia. E non dimentichiamo un'ultima componente, ma non ultima per importanza, ovvero il sistema di produzione di acqua calda sanitaria associato alla soluzione pompa di calore e ventilazione meccanica controllata. Con la pompa di calore la produzione di acqua calda sanitaria diventa un aspetto critico per via del fatto che chiaramente l'efficienza del funzionamento è legata molto alle temperature di funzionamento della macchina, e quindi Oval propone delle soluzioni che possono funzionare a media temperatura, quale ad esempio, anziché l'accumulatore tradizionale, un accumulo di acqua tecnica associato ad una stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si rivela particolarmente efficiente perché garantisce un'abbondante erogazione anche con temperature di funzionamento basse, e parallelamente riduce anche l'accumulo sanitario e quindi anche la problematica legata alla disinfezione dell'impianto contro la legionella. Tutto questo integrato nella soluzione consente a Oval di dare all'utente, a una determinata struttura, la migliore risposta in termini di comfort, risparmio energetico e ecologicità.